Mia figlia ieri mi ha telefonato verso le 2:15, 2:20, chiedendomi di correre al Borgomagno, al Cavalcavia Borgomagno. Lei esce da scuola, prende il tram e torna a casa. Ho sentito la voce rotta dal pianto, sono arrivata e lei è scesa dalla macchina di suo papà e piangendo mi ha abbracciato fortissimo, mi fa: mamma, mi ha toccata dappertutto, che schifo, che schifo. Solo quando ha abbracciato la mamma è riuscita a sfogarsi, a raccontare quello che pochi minuti prima le era capitato sul tram. Mai avrebbe pensato di sentirsi in pericolo durante quel percorso che ogni giorno fa tornando da scuola. E invece quella tratta, così abituale dalla fermata Eremitiani all'Arcella, si è trasformata in un viaggio da incubo per una sedicenne padovana. Uno straniero, approfittando della calca, le si sarebbe strusciato addosso in modo esplicito. La sedicenne, paralizzata dal terrore, cerca di spostarsi, ma lui la segue all'interno del tram. Si è posizionato davanti a lei e ha iniziato proprio a strusciarsi. Le ha messo una mano sotto il sedere, ha appoggiato un'altra mano sul ferro, il corrimano dell'obliteratrice, e ha iniziato proprio a strusciarsi. A quel punto la studentessa d'impeto riesce a scendere alla fermata del Borgomagno ed avvisare i genitori, che decidono di sporgere denuncia ai carabinieri. Il molestatore, secondo quanto è descritto dalla giovane, sarebbe un africano sui 40 anni. Non si sa se l'uomo l'avesse notata prima di salire sul tram o sul mezzo. Quel che è certo è che le sue intenzioni erano esplicite, racconta la madre. Ieri sera abbiamo avuto questo sentore, lei crede di averlo riconosciuto. Ora adesso vado dai carabinieri a comunicare questa notizia, perché purtroppo è un vicino di casa, se è questa persona qua. La sedicenne è rimasta turbata da quanto accaduto. La mamma l'ha accompagnata a scuola e sta cercando di tranquillizzarla in queste ore, ma dice: non bisogna rimanere in silenzio, molestie e palpeggiamenti vanno denunciati subito. Il primo istinto mio era di uccidere qualcuno, perché proprio non posso accettare una cosa del genere. A Padova stiamo contattando dei servizi sociali per un colloquio con una psicologa, perché è proprio rimasta scioccata. Lei alterna momenti di serenità, tranquillità, a momenti in cui proprio cede allo sconforto. No, io assolutamente il tram non lo voglio prendere più.